Si consegnano i lavori dopo 2 anni dalla chiusura, ma non è il caso di cantare gloria perché le stime parlano, se tutto va bene, di almeno altri 10 mesi di via Crucis prima di poter transitare sul nuovo viadotto. Parliamo del viadotto Petrusa, forse meglio conosciuto ormai come il Ponte della Vergogna. Come dicevamo, dalla consegna dei lavori alla ditta che si è aggiudicata l'appalto per la ricostruzione del ponte serviranno 10 mesi. E così si dovrà continuare a transitare su strade quasi impraticabili e pericolose. Tuttavia tirare un sospiro di sollievo non costa nulla e lo faranno tutti coloro che, privati del ponte Petrusa, continuano a vivere pesanti disagi. Molti giustamente criticano i tempi previsti. 10 mesi sembrano infatti un'eternità per riconsegnare un ponte lungo appena 100 metri. Quello che interessa adesso è vedere aprire però il cantiere, vedere lavorare gli operai senza inutili soste. Insomma, il tempo va recuperato e in fretta. Ecco perché in questo momento che è ancora di attesa non bisogna assolutamente cantare vittoria.